Cioè, anche durante il breakfast, cioè lì ti fa mau. Dimmi gatto, cosa vuoi? Vuoi un pezzo di fregola? Se hai fame mangi anche la fregola. E no, non hai fame. Adesso sono gatti nuovi. Voglio far vedere ai miei amici il supermercato romantico. Vedi? Guarda qua che l'è scritto, guarda che romantico quello è. Tanto romantico, Dio caro. Cioè qua te porti a Femenate che fa un figurone. In effetti hai ragione, qua va proprio di moda i peni dappertutto. Sì, è la moda del momento. Sì. Appunti turistici, se vuoi andare verso Ayia Napa dove ci sono le spiagge quelle fighe, devi prendere l'autobus numero 711. Per tornare sempre in direzione aeroporto di Larnaca, quindi per tornare in qualsiasi direzione di Cipro Sud verso l'aeroporto, è sempre il 425, 424 e 425. Guarda il pulmin dei Suore in formato turistico, porta persone. Tu visto? Anche con l'assetto, i vetri scuriti, Dio caro. Mi pare di essere in Albania perché sto vedendo tanti Mercedes 190. Alessia dice quelli non rottamati a noi sono venuti qua. No, tutti la guida a destra. Cioè, guarda che questo l'avevo visto in Germania, vabbè che era anche ben tenuto, però era 60.000 pp. Per Ayia Napa gli orari sono un po' tipo a Napoli, cioè un po' così, a sentimento. Aspetta che intanto ti faccio vedere fuori un po' di cose tipiche, vedi le casette tipiche, la barchetta tipica sfocata, altre case tipiche, vedi? Sono un po' in stile greco perché giustamente questa, ricordiamo, è la parte greca dell'isola, la parte sud, Cipro Sud. Appunti turistici, c'era una stalla con delle mucche e fin qua tu dici tutto normale, beh diciamo fino a un certo punto, perché io ho subito notato che in tutti i ristoranti, intanto guarda l'erba incolta mentre dico tutti i ristoranti, non c'era nessun piatto con il manzo, cioè proprio nessuno, neanche la minima cosa, quindi ho detto boh. Guarda, eccoli là i mulinetti là delle fattorie americane, vedi? Come quelli di Lupo Alberto. Sì, è Waterworld, cioè vedere gli scivoli è tipo il Caribe Bay di Jesolo, ex Aqualandia, solo diciamo 60 anni prima. Allora, no, lì c'era un pecorificio, però ci sta, tutti hanno le costate d'agnello, tutti. E mi fa strano vedere questi, tra virgolette, paesi, perché sono solo abitazioni. Aspetta che tagno dritto il telefono mentre dico abitazioni, è in mezzo al deserto praticamente, hai capito? Ma senza negozi, senza ristoranti, solo abitazioni. E là ci sono le ciminiere adesso. Che bello. Ecco, giusto per contraddirmi, lì c'è un Lidl. Ma sì, secondo me che dovresti avere una motorella da cross. Guarda che robe, la moto da cross, un mountain bike, i bike che le noleggiavano. Qui sono tutte, dopo vedi in fondo quelle stradine di sterrato, vedi? Mamma mia, guarda che rossa che è sta terra. Come quella volta in Sardegna, una merda totale. Nel senso che il mare mosso rende il mare uno schifo. Questa è Nissi Beach, una delle spiagge più belle. C'è tanta gente. Va, certo quella qua ferma sarebbe tutta un'altra roba. Ma la gente che c'è, è un casino. Ci trasferiamo a piedi all'Anda Beach, non ho intenzione di stare in mezzo al marasma. Entra appropriato, sì, con i pantaloni senza il pene fuori. È chiuso, perché vuoi che entra appropriato, mi chiudi. È il nonno tipico, disegna col mosaico. Ciao. Quasi quasi una sosta a bagnetto qui, un pesce defunto. Sì, sembra un pesce palla. Vabbè, ascolta, se vi mollano a Nissi Beach, tra parentesi, Adam Hotel sarà parentesi, questa bellissima camminata, così arriva al mare, quindi sì, non è certo un problema, credo. Un'altra spiaggettina prima e poi arrivi all'Anda Beach, un coso, un'area picnic. Eccoci qua, questa è l'Anda Beach, come puoi vedere è un po' Porto Pironesca, non nel senso che è bella come Porto Pirone che manca neanche a qui, ma che puoi andare avanti parecchio toccando, lo si vede dal colore, lo si capisce dal colore. Vai, giusto per confrontare con i nostri prezzi italiani, ombrellone 2,50 € e sdraio 2,50 €. Pare che a Jesolo è tipo 30 €, quindi tipo 14 volte più caro, una roba del genere. Ok, mi dice Alessia che poi in prima fila costa molto di più, mentre qua non esiste la prima fila, la seconda fila, è tutto lo stesso prezzo. Ma anche a Tenerife c'erano questi prezzi, forse anche a Tenerife un po' meno. Tenerife era 2 €, qua 2,50 € e Jesolo prima fila mi dicono 45.
e dopo ci chiediamo perché vanno tutti all'estero adesso per la giusta via di mezzo. Adesso non dico regalare le cose, però. Massaggio. Eccoci qua, c'è il sole che va e viene perché ci sono delle nuvolette. L'acqua, ecco, adesso è arrivata la nuvola, è a dir poco piacevole, con la temperatura, siamo a settembre, tiepido, frescolina, sabbia tipo che butta sul bianco, molto morbida, degli scogli come in Puglia, stare attento da circumnavigarli. Peccato per la giornata di acceso spento. Noi siamo stati sfortunati, già lo immaginavamo, l'avevamo letto dalle recensioni, che c'è le alghe, dicono, sì, sono i coralli, ripeto, che sono stati staccati dalla mareggiata degli altri giorni. Tanta gente anche qua, quindi in teoria non dovresti trovare ste schifezze, insomma, ecco. A leggere sembra che puoi trovare anche i pesci pappagallo, sono dei pesci molto colorati, in più le damigelle e un'altra specie di pesce che non mi ricordo il nome, però sempre colorato. E poi un altro pesce simile allo squalo, nel senso come colorazione, però piccolino piccolino con gli occhi gialli. Qui dit études, dit travail, qui dit taf, te dit les thunes, chi dit posso esserti d'aiuto, ad esempio, a capire come funziona qua a Cipro per quanto riguarda le vacanze e relax, diciamo. Questa zona a Ayia Napa è un po' come dire a Tenerife la zona Costa Deie, piuttosto che Jeso alla piazza Mazzini, hai capito? Cioè è la parte proprio più turistica, perché insomma anche le spiagge più belle, ma per spiagge no, io intendo sempre l'acqua, non le spiagge intesi i servizi, bar, gli ombrelloni, no. Questa ti do già la papetta, perché insomma io ho dovuto sacrificarmi un po' a fare delle ricerche, è quella secondo me che è il miglior compromesso, Landa Beach. Landa Beach è adatta anche per i bambini in quanto è molto, io dico sempre molto pironesca, ma è molto bassa, che vai avanti per un bel pezzo prima che diventa fonda, quindi è molto rilassante, cioè non devi stare fermo nel solito punto se vuoi toccare, stare lì a chiacchierare, a rilassarti, ma puoi anche muoverti, e non è particolarmente affollata. Tu mi dirai, madonna, è pieno di gente, sì, ok, ma vai a vedermi Beach, ce n'è il quadruplo, hai capito? Perché no, settembre resta come sempre il periodo migliore, almeno non sei sfortunato come noi, che c'è il Mar Mosso e ti rovina un po' il tutto, perché questa sarebbe stata una spiaggia veramente caraibica. alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini. Metti in valigia sempre le scarpette da scoglio, perché anche se ci sono spiagge più, perché poi ci sono le zone con gli scogli ed è lì che ci sono i pesci interessanti, se ti piace andare un po' con la mascherina, quindi granchetti, udene, draghi, pesci pagliaccio, cos'è? Pesci pappagallo. Alors on danse. 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 E ben y'en a encore. Pesce culata, il culo per aria. No, perché di quelli piccolini, quelli proprio che sembra un ago. Sì, li ho visti e bisogna andare. No, mi dispiace un botto, ecco ragazzi, non ve l'ho detto, c'era sul serio cioè sul serio, avevo letto su internet, cioè, ho visto il pesce, quello lì, no, il pesce pagliaccio, come si chiama? Il pesce pappagallo, non so se sono riuscito a inquadrarlo, era tra i primi video
che ho fatto qua. È coloratissimo, è grande 2 spanne, 3 spanne, 2 spanne. Se non l'ho detto prima, bambini, questa è più rivolta ai bambini che ai grandi, quando volete guardare i pesci con le maschere, ovviamente vedete, sono tutti dove ci sono gli scogli, le rocce, è lì che si vanno a rifugiare in mezzo alle alghe, ai coralli, capito? Scoglio lunatico. La presente fidanzata ha usato bestemmiare, ha detto che l'acqua secondo lei era meglio di quella di Porto Pirone. Dio caro, nulla è meglio di Porto Pirone, ricordate, porca troia. On a dark desert highway, cool wind in my hair, burns margaritas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. It grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. Riprovo la mia caccia subacquea. Guarda i pescetti! Myself, this could be heaven, or this could be hell. Then she lit up a candle, and she showed me the way. There were voices down the corridor, but I heard them say. Sono scappati. Cosa può essere? È che adesso abbiamo Giacomo che vede pesci palla ovunque e quindi per sicurezza adesso non lo so cosa fa il pesce palla, cioè è pericoloso, sembra sia mortale a sentire lui. Manca il mare. Ma cosa fa sto riccio, sto pesce palla? Sì, ma muori, cioè cosa è velenoso? Ti paralizza l'istante e È velenoso, amore. Boh. Guarda che era grande. No, Pizzo, fidati che io ho visto 3-4 documentari dove c'è Sul il pesce palla, vabbè, ora. palla. E ogni spiaggia che andiamo c'è il pesce palla, porco zio, cioè ci persegui. Chi ha fatto la foto? Su internet. Ah, ok, Perché ok. l'ho chiamato per quel Ok, motivo. là. ok, va bene. Per piacere. Vabbè, niente, mi confermano che era un pesce palla. Eh sì, ti ho dovuto far vedere le immagini perché Sì. sei tonto, non ti fidi di me che sono ho fatto un una Wikipedia ricerca. su piedi. Una Wikipedia bipolare, oltre che bipede. Ma vabbè, siamo perseguitati dei pesci palla, ogni spiaggia che andiamo troviamo il pesce palla. Adesso cerco su internet se è pericoloso. Ecco, sì, ha tipo una tetro, non mi ricordo cosa, che è una tossina molto potente. Tetrotossina, Tetrotossina, è la tossina tetra. è vero che è una tossina tetra. Appunto ti paralizza i muscoli o E anche- ti blocca le vie respiratorie oppure ti Esatto. ammazza all'istante. Vabbè, ma è raro che ti ammazzi all'istante, molto Sì, raro. però ti blocca le vie respiratorie. Sì, quello sì. Eh, Fioi, io non porca vado troia. più via. No, aggiornamento, che non diamo informazioni sbagliate. Questa tetrotossina è presente negli organi interni, quindi è pericolosa se lo mangi, ok? Altrimenti per un semplice contatto non C'è un rischio succede minimo, niente. c'è un rischio è un del... rischio minimo, è ChatGPT che ci gira attorno, devi avere mucose aperte, ferite eccetera, ma se vieni a contatto normalmente non succede niente. Mangiamo l'appanino life. Vedi, a volte cosa serve tanto i posti fighi quando più in riva al mare di così, guarda i food truck e via. Tra l'altro direi ultra economico, tranne i gelati tipo un gelatino piccolo da sport ti costa 5 euro e tipo una Coca-Cola 1,50, quindi è tanta roba. Questo è tipico, questo è un gatto da spiaggia, però guarda che i gatti ciprioti hanno tutto, il muso un po' più lungo, vedi? E le orecchie più lunghe e gli occhi più tirati. Sì, più effetto, più tirati. Sì, hanno anche le gambe molto più alte, stavo vedendo, ma avevo già notato io sta roba. Sui gatti di cosa? I gatti delle Canarie che erano diversi, che avevano le gambe alte, mentre loro hanno proprio anche la faccia strana, vedi, guarda gli occhi come sono tutti così, con gli occhi molto larghi che buttano verso indietro e verso l'alto. Io continuo a essere tipico a modo mio. Guarda, lei si è acconciata da beduina e Giacomo che ha detto vado a pisciare nelle lande del deserto. Ah, che bello. Fargli i video perché dopo quando lo vedrà dirà quella volta che sono andato a pisciare nelle lande del deserto, parole sue, lande del deserto, cazzo, ma mare beduina, che mi stai dicendo caro, per un uovo di Pasqua. Eccolo là che torna soddisfatto.
aver pisciato nelle lande del deserto. Alle di ai miei amici che non devono venire qua con la fidanzata perché è pieno di puttanoni e di perizzomi in una maniera estrema. È un'esagerazione. Sei andato nelle lande del deserto, racconta la tua esperienza. Ma la tua esperienza nel senso della minzione, la tua esperienza nel senso delle lande. Infatti avevo letto qualcosa. Sì? Ma no, dai! Ma no, ma la gente interessa il posto, Giacomo, non è che... ok, era un cespuglio in mezzo alla sabbia. Ah, ok. Oh, che cazzo è sto accattonaggio? Non siamo mica su YouTube qua, fioi. Continuo a averceli qua, ma non riesco a dargli il pane perché c'è vento. Io ho 2 patatine, ma bene, io posso alimentarli a patatine. Poi venite qua sotto e qua sotto c'è solo briciole. Ecco qua, aspetta che il fioretto qua in parte è molto gentile mi ha detto che questi sono eucalipto. Guarda, non l'avrei mai detto. Cioè, perché se lo annusi sì sa da profumo, però non sa da eucalipto, però lui mi dice che è eucalipto. I ciprioti hanno quella gentilezza che noi non riusciamo subito a digerire, un po' come gli scozzesi. Io i primi giorni che arrivai in Scozia dentro di me un po' ero infastidito perché mi sembrava mi stesse prendendo per il culo, hai capito? Un po' queste smilatezze eccetera, invece no, sono due loro gentili così in natura. Te rocce strane, tutte verso in su, e ora vista passare una beatosa, ritorniamo. Però guarda che simpatiche le passeggiate, guarda la gente che cammina là sopra, vedi? Tu hai queste specie di marciapiedi, così arriva al mare e ti fai le tue passeggiate. È simpatico, vedi che con sto caldo ti toglie la voglia, è il tradire di fare, c'è di mezzo al mare, di fatti alle là. Qua che sei il dire, là che sei il fare, esatto, vedi tu. Guarda che simpatico accessorio per andare in spiaggia. Qua il bar da giovani, ma lei si ha detto non vuole venire perché è vecchia. Ecco, lei va di là, vuole andare nell'albergo di vecchi. Ciao, scusa, cosa si prova ad avere una mamma vecchia? Ah beh, sembra di avere una suora in giro per casa. Ah, e guarda questa a 4 posti. Qui hanno anche tantissime, passami il termine, limousine, ossia mezzi adattati a limousine. Che Napoli. A sto punto direi che non è obbligatorio il casco qua. Questa pianta è quella che c'era a Tenerife, questa. Con quei fiori rossi. Quello che io dicevo l'albero del drago, ma non era l'albero del drago, sì. Hai visto Ale? Che caldo, fiori. Vedi, questa è la parte più, diciamo, normale, turistica. Stai qua perché non vedi è un se po' quando come, siamo no, cioè questo è Giacomo, vedo però intendo la sai, parte, è un po' come, forse te l'ho già detto prima, un po', questa è un po' la Jesolo Rimini, e dove siamo noi è un po' l'Eracle a mare d'una Verde, insomma, ecco. Alessia preferisce di gran lunga dove siamo noi, effettivamente quello ti dà un grandissimo tocco di tipicità e di essere fuori dal mondo. Qua, per carità, bello, discorsi, però sembra essere un posto qualsiasi. Notavo che qua sono tutti esauriti, cioè a parte l'autista che mi ha chiuso la porta in faccia e avevo chiesto se portava l'arnaca. Tranciarti il collo? Sì, infatti, mi ha preso l'orecchio, vabbè. È passata una in bici e fa excuse me, ha dato una spallata apposta alla ragazza là. Le bestie, dico le bestie. Quando, ma è normale anche negli animali, quando metti troppi individui in uno spazio ristretto accadono queste cose qua. Infatti gli animali da combattimento, i pesci da combattimento, come fanno a farli combattere? Li mettono in un'area ristretta. E la stessa cosa è quello che accade con quello che chiamano l'overturismo, o comunque in queste situazioni dove tanta gente deve convivere contemporaneamente a risolvere un problema. Sì, andiamo nel mezzo abusivo che costa come quello normale. Guido anche io perché al pulmino no, è quello più moderno. Vabbè, è sempre le marce, guida a sinistra, guida a... Ah, è vero, il cambio a sinistra. Vabbè, è abusivo, lo dicevo per scherzare, ha tutte le sue cose qua, quindi probabilmente... Sì, più è un pulmino. Aspetta, volevo far vedere ai miei amici la pula cipriota, com'è fatta. Mi pare che i colori glieli hanno copiati a quella inglese, se non sbaglio. Adesso arriva. Allora volevo sedere io davanti, però porca troia, perché lui davanti? Cos'ha lui che io non ho? Anzi, non ha neanche i capelli, io almeno i capelli. Aspetta, volevo far vedere la macchina della pula. Che così, giusto per completare le informazioni turistiche. No, ma questa non è gialla e blu, hai visto? Allora, sto qua a giretto e se ciappa 60 euro sempre fissi.
Buono cazzo, a studiare design, arte, informatica, programmazione. No, Dio Trotoari tu, javamo je opet plaža, nemaš taj jedan kafić i to je to. Ali da lepo, znaš, ono, jebi ga, imao sreće, isto tamo izgubio 3-1, ali opet, imao si neki šansi, onaj šukajicom da je upravo 40 miliona. Ma alla fine io abito qui per una settimana, mentre Giacomo abita in Sesso, sempre in Sesso, sì che gli piace. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a